strinta, o coserà, lo vai, se faccia barraniera, una ramita pensa viciocchetto, una ramita pensa viciocchetto. Tendo a osi chi seria, fotta canta, di soriga mia, oia bobia, no lo pro che ci sia. Osi mala, fai sapore per rimbuchi, non conveni da scuttare, lascia andare viciocchetto, lascia andare viciocchetto. Mettete insieme i racconti delle nonne e delle zie e la fantasia di una bambina, portati in Sardegna i ritmi della musica brasiliana e avrete la nostra nuova ospite di Feminas. Per Rossella Fa, infatti, comporre canzoni è come dar vita a una buona ricetta, serve il condimento giusto e per non sbagliare, eccola allora apparire sul palcoscenico con un mestolo in mano e come un'antica cantastorie far diventare musica leggende, ricette e preghiere. Rossella Fa è una delle personalità più eclettiche del panorama musicale isolano, compositrice, cantante e musicista. Dopo la collaborazione con le Balentes ha continuato la carriera come solista, dando vita a Ba a Ba, il suo ultimo libro CD, le cui musiche vanno inoltre a comporre la sigla iniziale e finale di questo programma. Bentornati a Feminas. Oggi abbiamo un ospite molto particolare perché i nostri telespettatori all'inizio di ogni puntata di Feminas sentono una canzone, sia all'inizio che alla fine. Magari vi sarete chiesti che volto avrà, anche se comunque è abbastanza visibile e conosciuta. Noi abbiamo l'onore di incontrare la voce di Feminas, Rossella Fa. E tra l'altro ci incontriamo a Castelsardo perché sì. Rossella è una sorta di quasi una cantastorie. E incontrarla in un posto che ha dell'antico, che racchiude comunque la tradizione, è sicuramente molto emozionante. Allora Rossella, benvenuti a Feminas. Grazie. Di cui diciamo sia un po' anche la tessitrice. Feminas racconta storie di donne, quindi raccontiamo la tua e torniamo nella Marmilla. Andiamo a Masullas. A Masullas. Ridente paesino alle falde del Monte Arci, antichissimo borgo, credo di origine fenicia. Che altro volete sapere? Ci sono tante cose che si possono dire su Masullas. Su Masullas tante, ma su Rossella Fa, che sentiva questa musica in casa, perché so che tuo padre suonava il pianoforte e la fisarmonica. Esatto, brava, bravissima! E quindi tu sentivi un po' queste note musicali sin dalla culla? Sì, mio padre ancora oggi suona il pianoforte quando è di buon umore, sì. E poi a casa hanno suonato sempre tutti, anzi io ero la più somara di tutte, diciamocelo chiaro. Credere. Sì. Infatti ho continuato a studiare la musica per legittima difesa, come dire, per smentire le voci che giravano in famiglia. Sì, i miei fratelli grandi suonavano la chitarra, il basso, un fratello in particolare, Gavino, ci metteva a cantare tutti quanti, a fare i coretti e così mi sono allenata. Praticamente una famiglia musicale. Sì, in un certo senso sì, anche se poi nessuno ha continuato gli studi musicali e tutti quanti fanno degli altri mestieri, però tutti quanti sono contenti del fatto che io abbia continuato e mi fanno molto il tifo e li ringrazio. Quindi praticamente un po' da pecora nera a unica superstite in un certo senso di questa famiglia. Ma come nasce proprio l'amore per la musica nella tua casa? Tuo padre l'ha a sua volta ereditato da qualcuno? Non credo. Credo che gli sia rimasto nel cuore un ricordo del periodo della guerra, di un giorno in cui venne mandato a Cagliari per fare qualche commissione, lui faceva il militare, e vide un pianoforte abbandonato vicino al bastione, subito dopo i bombardamenti, una mattina prestissimo. Lui passò lì sotto il bastione e vide questo pianoforte abbandonato e si fermò lì e si mise a suonarlo. E racconta sempre questa storia con molta emozione, ricordando il suono bellissimo, anche se un po' sinistro sicuramente, di questo pianoforte che suonava nel vuoto della città appena bombardata. Sembra una scena da film. Sì, infatti. Incredibile. Chissà, magari gli è arrivata da lì la passione anche per... Beh, sicuramente avrà avuto un'influenza abbastanza forte. E tua madre invece?
Mia madre canta sempre con lui, quando lui si mette a suonare il pianoforte, mamma va lì e si mette a cantare. Lo accompagna. Come Sì. si sono conosciuti? Non lo so. Nel dettaglio non lo so. So che mio padre era amico del fratello di mamma, di mio zio, e quindi si saranno conosciuti lì, insomma, tramite Ma mio sono zio. entrambi di Masullas? No, tutti e due di Cagliari. Ecco, e Masullas come ci arrivate? Ci sono arrivati loro due per questioni di lavoro. Mio padre faceva il medico e gli venne data la condotta di Masullas. Faceva il medico di campagna, il medico condotto. E quindi arrivate là e tu nasci e cresci lì praticamente. Sì, poi sono nata in ospedale, però sono cresciuta a Masullas, sì. Sono cresciuta a Masullas, che all'epoca era un villaggio, non so, da favola, nel bene e nel male. Io certe volte racconto delle cose di quando ero piccola in paese e mi dicono: ma dove vivevi? No, e ora ci stai incuriosendo. Raccontaci qualcosa. Si facevano ancora i pavimenti di sterco, per esempio, di sterco battuto, che erano una cosa assolutamente igienicissima, contrariamente a quello che potrebbe sembrare, perché per esempio non arrivavano i parassiti in un pavimento di sterco. E io ricordo la casa di una comare che abitava di fronte a noi e che ogni tot di anni, ogni paio d'anni, non so quanti anni, ogni tanto insomma rifaceva il pavimento. E quindi portavano queste montagne di sterco che veniva battuto e diventava bellissimo, liscissimo, come un cotto antico, e si poteva pulire benissimo con una scopa, con il panno umido, si puliva perfettamente ed era Come un fantastico. cotto praticamente. Come un cotto, sì, come un cotto. Però se tu vai a dire, capito, che abitavi in un posto dove facevano i pavimenti di sterco, dicono: ma dove vivevi? Nel Burundi? No, a Masullas. Masullas. In Sardegna 50 anni fa si facevano ancora i pavimenti di sterco. E si raccontavano soprattutto mille storie, aneddoti e cose varie che poi tu hai trasportato praticamente nella musica. Sì. Vediamo, visto che comunque le bambine poi tengono a quasi come delle spugne immagazzinare tutto quello che viene detto, raccontato. C'era una favola, un aneddoto in particolare che ti raccontavano le ziette praticamente del paese? Allora, le storie che io racconto non me le raccontavano le ziette del paese, me le raccontava mia nonna e sua sorella, zia Maria. La famosa zia Maria. Esatto, zia Maria. Nonna e zia, nonna da parte di mamma, nonna e zia erano sovrastate, erano piene, erano ingolfate da queste storie e quindi dovevano raccontarle, e noi, figurati, noi una truppa di bambini, eravamo lì con le bave alla bocca che non facevamo altro che aspettare i momenti in cui loro potevano raccontarci le cose, quindi vicino al fuoco, così. E ci raccontavano queste storie trucidissime di fantasmi, di cose. Io sono stata proprio, come dire, in un certo senso intossicata da queste storie, tanto che l'unica possibilità che avevo per liberarmene anche dalle paure che mi hanno creato, cioè alcune di queste storie di fantasmi terrificanti, l'unica maniera per liberarmene, dicevo, è stata quella di metterle in musica. Quasi un modo per esorcizzarle. Esatto. Ce n'era una gettonatissima, quella che chiedevate sempre. Una gettonatissima era quella che poi si è trasformata in Tabello su Dominico, nel brano che si intitola Tabello su Dominico, e che era la storia di questa zitella che abitava al paese di mia nonna, che era San Nicolò Gerrei, e lei mischina era vecchia, non aveva più speranza di trovare un compagno. Era vecchia, aveva quasi 40 anni, figurati un po'. È vecchissima. Quindi noi già lì ridevamo. E invece un giorno incontrò questo signore, si innamorarono, e mia nonna diceva: puzza, che si erano innamorati a quell'età, da anziani, capisci? Innamorarsi a 40 anni era uno scandalo. Quindi tutto il paese lì scherzava. E quindi questi si erano sposati così, un po' di nascosto.
e lei non raccontava niente della sua vita da sposina. Soltanto una volta andò a casa di mia nonna e disse questa frase che è rimasta scolpita nella memoria storica della famiglia, perché disse: "Sta bello su Domenico, dove vuoi già fare sta bagna?" E Francisco, il suo novello sposo, e Francisco si pone da accanto a me quando si spesi, sta bello. E noi ridevamo da morire, perché dicevamo, a quanto si accontenta di poco, di fare il sugo e di vedere il marito che si lava i piedi. Ci sembrava una cosa da niente. E L'amore. invece, no, ma invece se ci pensi, infatti questo è il concetto fondamentale che ho cercato di trasmettere con il brano musicale, no? Se ci pensi poi è bellissimo andare d'accordo in famiglia e godere di queste piccole cose, no? Ed è questo che ho voluto mettere. Beh sì, poi ovviamente magari l'occhio del bambino, poi crescendo vede comunque il significato più profondo. Certo. Ascolta, tornando a te, tu a Masullas fai le elementari? Ho fatto le elementari e le medie. E poi sono andata a studiare a Oristano e ho fatto la scuola d'arte, una scuola bellissima, all'epoca era proprio all'avanguardia e lì ho imparato tante cose, tantissime cose importanti per la mia carriera futura, perché tante delle cose che ho imparato alla scuola d'arte, in cui tra l'altro mi sono diplomata come ceramista, ma tante cose che ho imparato lì, nella progettazione e nel disegno, le ho poi trasferite nella musica, perché poi ho iniziato a studiare musica e quello che mi ha turbato degli studi in conservatorio è stato proprio la metodologia antiquata dello studio della musica. Mentre io mi ero abituata a un sistema di apprendimento assolutamente modernissimo. Alla scuola d'arte di Oristano c'erano dei sistemi come dire, c'era una metodologia didattica avanzatissima. Incredibile. Sì, era una scuola ottima, con degli insegnanti molto preparati, che ci hanno dato proprio degli strumenti per la progettazione, per poter continuare uno studio da soli. Ci hanno dato veramente degli strumenti. Quando io ho iniziato a studiare composizione al conservatorio ero frastornata come dire, da questa pedissequa ripetizione di cose, non capivo molto come poter... metodica. Molto, sì, ma non tanto il metodo mi infastidiva, quanto la lentezza. E ho capito a un certo punto degli studi, insomma, che potevo, come dire, abbinare le cose che avevo imparato nello studio della progettazione anche alla musica. Del resto un quadro o un disegno si svolge in uno spazio che è piano, invece la musica si svolge in uno spazio che è tempo. Tutto stava nel trasporre i parametri da una dimensione all'altra, insomma è un po' complicato, vabbè, però insomma ho capito che potevo utilizzare le cose imparate lì e questo mi è servito molto. Quindi da Oristano al conservatorio, a Pesaro? A Pesaro ho dato il diploma come privatista perché ho studiato a Cagliari, al Conservatorio di Cagliari, che è un bellissimo conservatorio, grande e importante. Però non c'era la materia in cui volevo diplomarmi io, che era strumentazione per banda armata, no, strumentazione per banda. Certo che da ceramista sì. a conservatorio, ma aspetta però, perché ceramista? Perché alla scuola d'arte di Oristano si poteva studiare da ceramisti o da falegnami, è una scuola a indirizzo professionale, ti insegnano una metodologia artigiana. Vabbè, guarda, mi sarei aspettata anche che mi dicessi falegname. Sì, ma era bellissima la sezione legno, poi lì facevano dei lavori fantastici, lì erano avantissimi. C'era un mio compagno di classe che studiava nella sezione legno che
praticamente io gli ho visto inventare lì, negli studi di progettazione, tutti quelli che poi dopo ho visto presentare come oggetti all'ultima moda dalla Foppa Pedretti. Mi spiego, negli anni 70, io mi sono diplomata lì nel 78, mi sa, 79. Incredibile. Sì, 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 era avantissimo quella scuola, era bellissima. Quindi un'ottima, cioè un buon punto di partenza, però questa, diciamo, questa passione per la musica che comunque tu avevi già in maniera intrinseca, si è poi sviluppata, consolidata comunque, oppure ce l'avevi già un po' nel cuore, se così si può dire, da subito, sin dalle prime scuole? Sì, mentre facevo la scuola d'arte a Oristano, lì frequentavo un gruppo di ragazzi di Oristano che poi hanno continuato alcuni a suonare, e con loro ho coltivato la passione per la musica brasiliana. E infatti da loro ho imparato un sacco di cose sugli accordi da fare con la chitarra. C'era uno di questi ragazzi, Gigi Scano, che tra l'altro un grande artista, anche adesso fa un sacco di cose belle lui, e Gianmario, lui non mi ricordo come facesse di cognome, comunque lui ha un negozio di pellame, fa dei lavori in pelle meravigliosi, sono diventati tutti dei bravissimi artigiani. E loro erano bravi a suonare, da loro ho imparato un sacco di cose, ma sai le cose che impari così nella strada, che poi sono quelle che ti restano veramente in testa. Poi mi sono iscritta al conservatorio, ho iniziato a fare degli studi un po' più precisi. Sì. Però prima mi dicevi una cosa, quando parlavamo di Castelsardo, mi hai detto forse ci sono stata come corista di Piero Marras. Sì, sì, sì. E quando hai iniziato a fare la corista di Marras? Mentre facevo gli studi di composizione, sbarcavo il lunare, diciamo così, studentessa di composizione, pochi soldini in tasca, qualche lira che mi dava mia mamma, che cercavo di far bastare, e poi ogni tanto facevo delle seratine nei locali notturni, ma anche quelle non bastavano, e quindi a un certo punto mi era capitata questa occasione di entrare come corista nel gruppo di Piero Marras, che era, ed è anche oggi, ma immaginiamoci, allora era un personaggio importante nella musica sarda. E poi Piero è uno dei primi che ha cercato di dare un utilizzo della lingua diverso, no? Della lingua sarda diverso, e l'ha inserito nel pop, nel rock. Quindi per me era importante fare quel tipo di esperienza, e ho lavorato con lui per 4 anni, almeno, sì. E all'interno di quel gruppo lì eravamo 3 coriste, che poi siamo diventate le Valentes. Anche il nome Valentes l'aveva dato Piero. Perché diceva sbalenteddas, spiccioccheddas, così, no? Infatti ci prendeva in giro. E lì le Valentes, poi insomma le strade si dividono, le cose succedono. Io poi sono uscita dalle Valentes come corista, e sono rimasta soltanto come compositore. E così poi le Valentes adesso sono andate avanti anche per conto loro, io sono adesso uscita anche come compositore. Però tutto questo è successo durante gli anni di studio della composizione. Ecco, tutto durante questi anni praticamente infuocati, dove succedeva un po' di tutto, arrivavano 1000 collaborazioni. Perché ovviamente le Valentes poi hanno fatto sentire Cigile e cantare Ceci praticamente a tutta Italia. e non solo. E non solo. Mi hanno detto di aver sentito, degli amici erano tornati dalla Spagna a un certo punto, dicendo di aver sentito cantare Cigili da un gruppo spagnolo che l'aveva anche registrato, e dicevano Cigiri amigo, in spagnolo, Cigiri amigo. Comunque eravate arrivate praticamente dopo Asseré, grazie poi a Fiorello che aveva presentato il brano alla radio. Quella storia di Fiorello è stata veramente la nostra fortuna.